Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat. Come molti di voi ricorderanno, la scorsa estate, in uno dei nostri itinerari, avevamo scoperto un piccolo gioiello del Palladio, Villa Pisani a Bagnolo di Lonigo, al centro dell'area cosiddetta del Basso Vicentino, e, poco distante dalla villa, la chiesa di Santa Maria, dove una originale mostra sacra dava testimonianza di un'antica e consolidata usanza della tradizione popolare, quella dei Santini. Ora, questa stessa mostra, arricchita di contenuti dedicati a Maria, è approdata a Verona. In occasione del 170° anniversario di fondazione della nostra congregazione, Suore della Compagnia di Maria, è stata allestita questa mostra mariana. È stata voluta fortemente da tutte noi suore e grazie anche alla preziosa collaborazione di Diego Lovato e di Gaetano Filippi, questo è stato possibile. La mostra è dedicata a Maria, come diceva il nostro fondatore, alla Signora del cielo e della terra, alla figlia più diletta del Divino Figlio, alla unica madre degna del Figlio di Dio, alla più amorosa delle madri. Così lo definiva il nostro fondatore, il servo di Dio, Don Antonio Provolo. La nostra congregazione è stata posta sotto la protezione in particolare di Maria e di Maria Addolorata, perché le suore dovevano dedicarsi all'istruzione dei più bisognosi. La nostra opera ha come modello Maria e appunto per noi è stata questa mostra un'occasione per dimostrare quanto Maria è per noi importante. Ecco ora mi chiameranno beata, perché il potente ha fatto grandi cose, santo il suo nome. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat. La mostra parte con la rappresentazione più significativa di tutti i santini dedicati alla Madonna, partendo dal mese di gennaio e terminando con il mese di dicembre con la Natività. All'inizio della mostra si può trovare la motivazione per cui sono nati i santini e che cosa rappresentano e rappresentavano per le persone questi piccoli santini che si portavano sempre appresso tutte le persone. Ma questo itinerario, che dalla chiesa di Santa Maria di Bagnolo di Lonigo ha toccato la comunità delle suore della Compagnia di Maria a Verona, approderà nel mese di maggio, mese mariano, all'ordine francescano secolare Fraternità di San Bernardino, sempre a Verona, a testimoniare il grande interesse per una devozione che tutti noi portiamo segretamente nel cuore.